Buonasera. Il professor Luca Crescenzi, che è professore ordinario presso la Università Ca' Foscara di Venezia, ehm, e persona ehm, che ha sottoscritto, curato volumi di grande importanza, è anche presidente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma. Si è occupato della letteratura dell'età di Goethe e del romanticismo, ma non si può certo non ricordare che è stato editor in capo della nuova edizione italiana commentata dell'opera narrativa di Thomas Mann per i Meridiani, ed è per questo che ha meritato la Thomas Mann Medaille della Thomas Mann Gesellschaft di Lubecca. E il lavoro che attualmente sta conducendo è la cura della nuova edizione italiana commentata dell'opera, dei diari e delle lettere di Franz Kafka. Fra le sue opere si possono ricordare quelle, diciamo, più recenti, i due volumi Melancolia occidentale, Thomas Mann e La montagna magica del 2012, e L'esploratore e la fine del tempo, Franz Kafka e il ciclo di racconti Un medico di campagna, direi pubblicato nel 2024, direi da poco. Questa sera ci parlerà di Franz Kafka, considerando l'opera, la figura di questo scrittore da un punto di vista meno studiato, meno analizzato, cioè l'importanza che ha nell'opera di Kafka la critica dei valori e dei principi morali su cui si fonda la civiltà europea contemporanea. Grazie, la parola è a lei. Direi così, sì. Grazie dell'invito, grazie di questa presentazione. E io adesso, insomma, adesso lo sistemiamo, piano piano lo troviamo il modo, così forse è meglio. Non devo leggere, devo soltanto tenere degli appunti sotto. Sì, allora, diciamo di cosa parlo oggi. In realtà cercherei di parlare di una cosa di cui effettivamente si tende a parlare poco, che o almeno da qualche decennio si tende a parlare poco, cioè di cosa parla Franz Kafka, perché sempre più, soprattutto in conseguenza dei mutamenti che la ricerca, la critica letteraria ha conosciuto con il post-strutturalismo, con il decostruzionismo, è venuta quasi imponendosi una visione che non è originale di Kafka, che sostanzialmente ribadisce la problematicità della sua comprensione, le difficoltà che essa pone all'interprete, e molto ci si è spinti in avanti sul piano del come Kafka racconta, assai meno sul piano del cosa Kafka racconti. Ecco, cercherei oggi di dare qualche linea per cominciare a capire diversamente da come non si faccia di solito, eh, quali siano le linee della critica, di quella che ho chiamato la critica della cultura di Kafka. Ehm, Vedremo che quando io parlo di critica della cultura non intendo inserire Kafka nei canoni della critica della cultura tedesca del XX secolo, ma di una problematizzazione molto radicale, nel senso, lo anticipo ora, di un illuminismo radicale che ha però fondamento in una visione dello sviluppo della cultura occidentale e della civiltà occidentale estremamente critico. Ora, per capire questo, bisogna partire dalla collocazione storica di Kafka. Si è spesso voluto prescindere da una collocazione specifica dell'opera di Kafka nel suo contesto. È noto che per moltissimo tempo è stato considerato uno scrittore
come si dice, isolato, erratico, anomalo e soprattutto fuori dagli schemi. In realtà io credo che Kafka si inserisca perfettamente all'interno di una corrente che è quella mondiale del modernismo, che però interpreta alla sua maniera e in maniera, direi, assolutamente originale e probabilmente unica nel suo contesto. Perché il problema di fondo qual è? Il modernismo, diciamo, eredita dal secolo precedente un dato critico, vale a dire, venuta meno la possibilità di credere nella mimesi fra letteratura e realtà, venuta meno, diciamo così, la fiducia in quello che Nietzsche chiama il grande stile, cioè l'idea che la letteratura possa realmente trasformare il mondo e quindi operi con i suoi strumenti di semplificazione logica, matematica, diciamo con la regolarità dell'opera d'arte, l'irregolarità del mondo. Venuta meno quell'equivoco, si apre il grande tema di cosa può parlare la letteratura, di cosa l'arte rappresenti, se deve fare a meno del paradigma mimetico, quindi della identificazione arte-realtà. Se l'arte in verità non traspone, diciamo, in una ehm, prospettiva decisamente mimetica la realtà che è intorno, come è possibile per lei parlare della realtà? Questo naturalmente è un grandissimo tema per i modernisti, perché evidentemente si deve trovare il modo di parlare di questa realtà senza ricorrere al paradigma mimetico, il che significa inventare degli strumenti che permettano tuttavia di non abiurare a questo compito. Cioè bisogna fare in modo che l'arte sia in grado di dire qualcosa della realtà pur conservando la sfiducia nella possibilità di dirla questa realtà. E allora naturalmente nascono tutti i grandi autori del modernismo che conosciamo, quindi per dirla con Kundera, Joyce mette un microfono nella testa del suo personaggio, come Virginia Woolf, come Faulkner in alcuni casi. Um, che ne so, Proust sviluppa una narrazione in cui vita e letteratura sconfinano continuamente una dentro l'altra e conseguentemente non si dà più una distinzione di fondo fra arte e realtà, ma tutto costituisce un'unica materia che è la materia della letteratura nella sua unitarietà. Perché questo è necessario? Perché naturalmente il problema dei modernisti è quello di non sacrificare la identificabilità dell'oggetto artistico rispetto ai tentativi innovativi che essi portano avanti. Cioè, eh, è chiaro che si possono mutare continuamente gli strumenti di rappresentazione, ma poi il rischio è di perdere proprio la riconoscibilità del fare artistico come un fare artistico che parla del reale. Quindi, da qualche parte, il rapporto con la realtà deve sempre uscire fuori. La pura e semplice alterità di arte e realtà viene percepita come un vulnus, e un vulnus proprio della credibilità dell'arte, diciamo, del suo complesso rapporto con la verità. Per fare questo, tutto il modernismo che, come credo sappiate tutti, passa nella storia come grande movimento di rottura, come movimento di sperimentazione, anche nella sua variante più oltranzista, che è quella delle avanguardie, e quindi sembra, come dire, aver voluto buttare a mare quello che Daudet chiamava lo stupido Ottocento. In realtà affonda le sue radici molto saldamente nell'Ottocento. Non c'è un solo autore del Novecento che non riconosca il suo debito nei confronti di Tolstoi.
Non c'è un solo autore dell'Ottocento del Novecento, scusate, che non riconosca il suo debito nei confronti dei grandi autori della letteratura russa e scandinava, che naturalmente muove i suoi primi passi decisivi con Ibsen e Strindberg nell'ultimo decennio dell'Ottocento, quindi in un contesto che è ancora naturalistico. Il modernismo si guarda bene dal buttare al mare l'Ottocento, ma lo trasforma, deve trasformarlo perché lo strumento principe di quella realtà era la mimesi e questa non è più perseguibile. E allora i modelli vengono opportunamente riconsiderati. Il che significa che ogni scrittore dell'Ottocento si fa un suo personale, come dire, canone dei modelli da seguire e naturalmente nel contesto di una letteratura critica che ha il problema, dico critica perché il modernismo appunto ha il problema di fare la critica a ciò che lo precede, ma poi trae da questo le ragioni della sua esistenza, nel contesto di una letteratura critica diventano particolarmente rappresentativi quegli autori nei quali l'elemento stilistico è diventato predominante fino al punto da mettere internamente in crisi il principio mimetico. Naturalmente il punto di riferimento per tutti è Flaubert. Lo è anche per Kafka. La particolarità di Kafka in questo contesto è che se, come ho detto, il modernismo ha il problema di creare un ponte con la realtà dell'arte, con la realtà in qualsiasi modo. Faccio un altro esempio perché mi è molto familiare. Thomas Mann è certamente il più grande allegorista del XX secolo, cioè non c'è dubbio che letti opportunamente i suoi testi sono stracolmi di allegorie raffinatissime e prolungatissime, perché l'allegoria è ridiventata attuale. In fondo l'interpretazione dei sogni di Freud non ha fatto che restaurare il primato dell'allegoria nella lettura della realtà, perché si deve poter leggere i simboli onirici come trasformazioni di elementi, degli atti di realtà. Se dunque ogni autore si inventa i suoi strumenti, pensate a D'Annunzio, alle sue epifanie, che poi presta naturalmente a Joyce e a tanti altri autori, e quindi non c'è più, diciamo così, il lento e graduale approcciarsi a una verità che viene interpretata, ma la verità si rivela in modo improvviso e, diciamo, come uno squarcio del velo di maglia, direbbe Schopenhauer. Kafka nella separazione di arte in realtà ci si trova benissimo. Per lui non c'è assolutamente alcuna possibilità seria di considerare la letteratura come una propaggine della realtà. Anzi, è proprio virtù della letteratura il fatto di non avere nulla in sé della realtà, di poter mostrare quello che la realtà non può far vedere. E fin da quando è un ragazzino, Kafka comincia a lavorare su questa alterità di arte e letteratura, scusate, di realtà e letteratura. Quello che ho qui messo come prima slide è un frammento molto famoso che deriva dal grande racconto incompiuto, descrizione di una battaglia, che poi viene isolato e pubblicato all'interno della prima raccolta di racconti kafkiana, che esce prima diciamo in una selezione di 8 pezzi sulla rivista Hyperion nel 1908 e poi nel 1913 viene pubblicata nella sua forma intera. E dice così: perché siamo come tronchi nella neve. In apparenza poggiamo appena in superficie e con una piccola scossa si dovrebbe poterli spingere via. Ma no, non si può, sono saldamente congiunti al terreno. Ma guarda, anche questa è solo apparenza. Ora, questo sembra un classico paradosso kafkiano, basato, come molti hanno detto, su diciamo un processo di scivolamento del paradosso nella sua irresolubilità,
oppure, come qualcun altro ha affermato, in un procedimento litotico in virtù del quale una doppia negazione in Kafka non dà né una positività né il rafforzamento della negatività, apre un campo inesplorato che è quello che appunto qui appare molto chiaramente. Però quello che qui appare ancora più chiaramente è qualcos'altro. Io non voglio, siccome sto parlando a braccio, si rischia sempre di andare per le lunghe, ma cerco di essere sintetico. Quello che si vede è che c'è una similitudine che viene introdotta da un perché, quindi come un dato di, esplicativo. Siamo come tronchi nella neve. Poi c'è un'apparenza che già relativizza il dato che la similitudine vorrebbe mettere in chiaro. Quella apparenza si rivela illusoria, ma poi si rivela illusoria anche l'apparenza dell'apparenza. Quindi, diciamo, Kafka ci ha introdotto in un mondo in cui, per dirla con la classica formula logica aristotelica, A non è non A, ma non è neanche A. E quindi entriamo in un mondo che sembra non avere basi, sembra non avere punti di sostegno. In realtà l'obiettivo di questa similitudine è quella di mostrare come nessuna similitudine abbia veramente presa sulla realtà. E questo processo di sgretolamento degli strumenti tradizionali dell'arte, Kafka lo persegue con una convinzione, con una coerenza straordinaria. Pensate a quello che fa per massacrare proprio quel concetto di allegoria che invece, per esempio, per Thomas Mann, che Kafka amava, è del tutto fondamentale. Quando Karl Rossmann, che è il protagonista del romanzo Il disperso, quello noto anche col titolo America, arriva a New York, vede la Statua della Libertà e la vede da lontano in piena luce, quindi non è equivocabile quello che vede, e la vede con il braccio alzato che impugna la spada. Ora, tutti sanno che una Statua della Libertà non impugna una spada, ma impugna una fiaccola. E oltretutto Karl Rossmann non vede l'altro braccio, perché se avesse la spada in una mano e una bilancia dall'altra, vabbè, sarebbe una, come dire, giustizia scambiata per la libertà o una libertà scambiata per la giustizia. Ma così non è, perché l'altro braccio potrebbe avere il libro o qualsiasi altra cosa. Quindi quella allegoria è fallace, e se fosse un solo caso, vabbè, potremmo considerarlo, come dire, una licenza poetica kafkiana, oppure potrebbe essere uno di quei famosi errori kafkiani nella sua rappresentazione dell'America all'interno del primo romanzo, che Brod corresse tutti quanti, sicché sono noti soltanto da quando è apparsa l'edizione critica dei manoscritti kafkiani, quindi dagli anni 80-90 del secolo scorso. Perché ci sono quegli errori? Sempre per la stessa ragione. A un certo punto Karl Rossmann vede il ponte che unisce New York e Boston, che è evidentemente una sciocchezza. Per andare a Chicago deve andare verso ovest e non verso est, deve raggiungere la città di Ramses che non esiste, Oklahoma si chiama in realtà Oklahoma, e soprattutto per venire dall'Europa ci ha messo 7 giorni, quando il viaggio in nave all'epoca durava almeno 16. Tutto questo per dire che l'America di carta non ha nulla a che fare con l'America reale, sempre per marcare questa distanza fra il mondo che sta nei libri e il mondo della realtà. Dicevo, se fosse un caso isolato, questa della Statua della Libertà, uno potrebbe dire, vabbè, è una licenza poetica, ma in realtà nel secondo frammento di romanzo kafkiano, Il processo, a un certo punto Joseph K., il protagonista, va a trovare il pittore Titorelli, e nel suo atelier, che poi è una stanza diciamo piuttosto malmessa in una soffitta, vede il ritratto di un giudice che sta seduto una specie di trono, alle cui spalle Joseph K. crede di intuire un'allegoria e chiede, dice, ma che cos'è questa allegoria? Non riesco a riconoscerlo. E Titorelli gli spiega, dice, ma questa è una giustizia. E lui dice, sì, ma la giustizia qui corre, e non può correre, perché sennò i piatti della bilancia, che dovrebbero essere in equilibrio, si sbilanciano, quindi che strana giustizia è. Ma, dice Titorelli, io in realtà ho voluto rappresentare una giustizia che è insieme una vittoria alata. E, eh,
Joseph K. dice sì, sì, ma infatti adesso comincio a vedere, vedo le ali ai piedi, ma la Nike non ha le ali ai piedi, ce l'ha sulla schiena se Dio vuole, e dice soprattutto vedo gli occhi bendati, che evidentemente è un attributo della giustizia piuttosto discutibile. Quindi, come dice un mio collega, sembra che Kafka scriva proprio per farci cascare il lettore, cioè ha creato un'allegoria che non è un'allegoria o che comunque è un'allegoria che disfa la realtà allegorica. Dunque, l'allegoria, al pari della similitudine che abbiamo visto qui, non serve in nessun modo a creare il ponte verso la realtà che invece lo scrittore modernista ha il dovere di cercare. E allora come se la cava Kafka? Cioè che si è, come dire, tagliato i ponti alle spalle e ha il problema tuttavia di parlare della realtà. Quindi come fa? Quale strumento può utilizzare? Può utilizzare soltanto uno strumento che è appunto l'alterità di letteratura e realtà. Ora io non mi ricordo assolutamente qual è la seconda slide che ho proposto. Ah sì. Ehm, Prendiamo un esempio molto famoso che è il caso del tempo in Kafka. Come è stato scritto, il tempo in Kafka è una specie di stasi turbinosa, cioè sia Joseph K. nel processo, ma anche K. nel castello, ma tantissimi altri protagonisti dei suoi racconti, in verità non sono in grado di compiere un solo passo verso la realtà che vorrebbero indagare e scoprire, perché evidentemente compiere un passo verso la realtà è per loro impossibile, ma questo naturalmente si trasforma nei romanzi e nei racconti in una rappresentazione paradossale del tempo in virtù della quale, lo vedremo anche dopo, nessun tratto di strada è percorribile in un lasso di tempo calcolabile. Quasi esemplarmente, all'interno della raccolta Un medico di campagna, Kafka inserisce questo brevissimo testo, il più vicino villaggio, è tutto qui, questo è tutto un racconto, che dice così: mio nonno era solito dire la vita è sorprendentemente corta. Ora, nel ricordo, mi pare contrarsi al punto che mi è difficile capire, per esempio, come un giovane possa decidere di cavalcare fino al più vicino villaggio senza temere che, a prescindere da eventi infausti, il tempo di una normale vita dal felice decorso non sia di gran lunga insufficiente per una simile cavalcata. Punto. Vabbè, sembra un'emerita banalità, diciamo, lo potremmo dire anche noi, no? Invece questo racconto diventa l'oggetto di un famosissimo, almeno per chi studia queste cose, dibattito fra Bertolt Brecht e Walter Benjamin, che Benjamin appunta nelle sue relazioni, sui suoi incontri con Brecht, e i due sviluppano due visioni diverse eppure complementari di questo frammento. Cosa dice Brecht? Brecht dice, ma in fondo qui siamo come nel paradosso di Zenone, non si può compiere una cavalcata perché il cavaliere che parte da un villaggio, se non si dà la continuità del tempo, non arriverà mai dall'altra parte perché colui che arriverà sarà un altro e non colui che è partito. Direi che anche questo è intuitivo. Se noi compiamo un tratto di strada, certamente in quel tratto di strada abbiamo mutato la nostra natura almeno interiore, e questo è per esempio quello che fa la grandezza dell'Ulysses di Joyce, perché ovviamente Bloom nelle sue passeggiate muta continuamente interiormente pur restando apparentemente sempre lo stesso. Benjamin dice, lui pensa così, io penso invece che il problema è che vista a ritroso, visto a ritroso, il tempo si riduce alle dimensioni di un libro che può essere sfogliato rapidamente all'indietro e contrarre la sua durata in uno spazio brevissimo. E anche questo è intuitivo. Chiunque di noi guarda alle sue spalle ha la sensazione che ciò che è avvenuto in un tempo lontano sia in realtà vicinissimo, ma
tutto questo serve a Kafka per dire una cosa che vorrebbe essere già dopo 20 minuti il punto di partenza del mio discorso, cioè noi ci affidiamo a un concetto di tempo misurabile, calcolabile, ordinato e continuo che contraddice ad alcune esperienze fondamentali della nostra percezione del tempo, quindi il ricordo o anche la sensazione di discontinuità di colui che agisce dentro il tempo e soprattutto esclude da se stesso qualsiasi altro tipo di concezione della temporalità. Perché è importante? Perché Kafka è convinto, e se ho il tempo poi ve lo dimostro con un esempio testuale, è convinto che in realtà noi sacrifichiamo scientemente alcune concezioni, diciamo alcune realtà che non vogliamo vedere, per costruire una civiltà interiormente coerente. Ovvero, lo dico diversamente, la civiltà e forse ogni civiltà si costruisce sulla programmatica esclusione da se stessa di realtà che le sarebbero d'ostacolo o che la getterebbero nel panico del caos. Per dirla con una formula, Kafka è dell'avviso che noi scambiamo la volontà di conoscere con la possibilità di non avere paura, perché se noi conoscessimo tutto ciò che è possibile conoscere, saremmo costretti a mettere in discussione l'ordine della nostra civiltà e questo disordine della civiltà provocherebbe in noi il panico generato dal caos. Questa cosa Kafka la dice chiara e tonda, anche se anche lì non so perché è poco, come dire, poco considerato questo aspetto, nell'unico forse saggio che abbia mai scritto, cioè il cosiddetto discorso introduttivo sulla lingua Yiddish, sul jargon, che è un breve discorso che lui tiene in occasione della lettura di testi in lingua Yiddish dell'amico Ichak Lovi, e nel quale dice: voi vivete nella vostra vita, lo semplifico, nella vostra realtà ordinata e perciò udire la lingua Yiddish, che è una lingua giovane, non organizzata, caotica, che recepisce influenze da qualsiasi lingua e da qualsiasi dialetto, vi mette paura e vi lascia con una sensazione di paura che è determinata dalla realtà del disordine. Cosa vuol dire non vedere? Non vedere significa ad esempio questo. Nel Medico di campagna, che è uno dei racconti più famosi e anche più difficili di Kafka, il medico, protagonista del racconto, deve andare a curare un paziente in un villaggio che dista 10 miglia dal luogo in cui si trova lui. Non ha un cavallo, gli è morto durante la notte, questi cavalli, due cavalli saltano fuori in maniera misteriosa, ci sono altri connotati che circondano l'apparizione di questi cavalli, ma insomma fatto sta che a un certo punto il medico può partire per questo paese e si ritrova improvvisamente, testualmente in un attimo, in questo villaggio distante 10 miglia. Quindi il viaggio è durato un attimo. Il medico fa quello che deve fare, visita il paziente, mette in piedi una cura curiosa, poi a un certo punto si sente minacciato dal paese che diciamo, sente minacciata la propria vita dalla diffidenza dei paesani e decide di fuggire. E naturalmente la cura ha previsto che lui fosse steso nudo vicino al paziente da guarire. Per fare in fretta, salta dalla finestra sul carro trainato dai due cavalli che gli sono stati consegnati misteriosamente, convinto che tanto compierà il viaggio di ritorno nello stesso attimo che ha impiegato all'andata
e per tale ragione non si preoccupa nemmeno di vestirsi. Quindi mentre nevica, mentre è in corso un durissimo inverno, il medico salta su questa carrozza, la pelliccia pende in fondo alla carrozza stessa, ma i cavalli cominciano a procedere lentissimamente in un viaggio che il racconto di fatto descrive come infinito. Perché? Siamo sempre all'interno dei paradossi del tempo. Kafka aveva letto il suo Nietzsche e aveva letto la prima pagina della seconda considerazione inattuale, quella sulla storia, in cui si dice che l'animale non conosce la memoria, dimentica ogni istante nel momento stesso in cui avviene. Ein Husch da, ein Husch hin, cioè scompare immediatamente dalla memoria dell'animale l'attimo precedente. Che cosa significa questo? Significa che l'animale conosce due sole unità di tempo, l'attimo e i cavalli. Compiono il percorso di 10 miglia in un attimo o l'infinità, perché per ogni animale quel solo attimo è tutto il tempo. Quindi attimo e tempo vengono a coincidere nella concezione dell'animale e dunque, ancora una volta, la nostra concezione di tempo viene messa seriamente in discussione e viene messa in discussione a partire da un qualcosa che per tutta la prima opera di Kafka è il non visto, ciò che l'uomo non vuole vedere, ovvero la propria natura animale. L'uomo non vede l'animale in sé, non lo sa riconoscere, lo rifiuta e esemplarmente questo si vede nella metamorfosi. Gregor Samsa, il protagonista, realizza in sé la potenzialità dell'animale che è in lui, ma quell'animale che vive felice pur pensando da infelicissimo uomo, badate bene, lo scarafaggio Gregor Samsa ha una vita felice, si accontenta di ciò di cui si accontentano tutti gli animali, di mangiare qualcosa, di arrampicarsi sui muri, eccetera. Pensa però ancora da uomo e nel contrasto fra i suoi pensieri di uomo frustrato e infelice e la serenità dell'animale sta il senso della metamorfosi. Scusate, quell'uomo che ha realizzato in sé la possibilità dell'animale naturalmente verrà messo in crisi dal nuovo confronto con la realtà dell'uomo. Perché? Lo ripeto, perché l'uomo concepisce la propria umanità in modo ordinato a patto di sacrificare il riconoscimento dell'animale in sé. Questo lo trovate in innumerevoli racconti di Kafka, in tutti quei racconti in cui è presente un elemento trasformatore, per esempio nella raccolta Un medico di campagna, Il nuovo avvocato, in cui Bucefalo, tra l'altro quello diciamo, è un racconto particolarmente esemplare, Bucefalo, il cavallo di Alessandro, si è trasformato in un giovane avvocato che viene accettato dall'avvocatura di Parigi perché insomma, bisogna riconoscere al suo significato per la storia universale, almeno il fatto che nella modernità sta a disagio. E lì abbiamo tutti e due gli elementi di cui ho parlato adesso. Abbiamo il paradosso temporale, per cui un tempo visto a ritroso è completamente schiacciato e dunque qualsiasi riapparizione del passato è possibile. E l'animale si è trasformato in un essere umano perché in realtà fra esseri umani e animali non c'è nessuna discontinuità reale. L'abbiamo creata noi, la discontinuità. Qui c'è Caterina Mordegli, esperta di animali parlanti e di Fedro, quindi insomma diciamo, potrà poi illustrarvi quanto questo pensiero sia antico. Adesso non ricordo assolutamente qual è la terza slide. Spero di essere ancora abbastanza chiaro e coerente finora. Dicevo, ah sì, no, qui siamo già un bel pezzo avanti. Dicevo, allora, è fondamentale per Kafka far capire che la distanza tra uomo e animale è un pregiudizio della civiltà umana, la quale concepisce se stessa umanisticamente solo considerandosi priva degli attributi degli animali. Quindi non riconosce in sé la ferocia,
quindi non riconosce in sé la possibilità del cannibalismo, quindi non riconosce in sé, sto citando tutte cose che ci sono nei racconti di Kafka, e poi non riconosce in sé neanche ehm, le stranezze degli animali e neppure le astuzie degli animali. Pensate a un racconto come si traduce la tana, sarebbe l'edificio, cioè c'è un animale che ha costruito una labirintica tana che poi sarà del tutto inutile per la sua sopravvivenza e così via. Ehm, Però naturalmente questo non è tutto, perché che cosa deriva da questo non vedere l'animale? Significa aver perso il contatto con delle dimensioni fondamentali del proprio essere. Nell'ultimo racconto della raccolta Un medico di campagna, che è uno dei grandissimi capolavori di Kafka, ciò che è sparito è proprio il rapporto con la propria natura scimmiesca. È la storia di una scimmia diventata uomo che racconta di fronte a una misteriosa accademia che non parla e che ha tutte le caratteristiche di un tribunale, la sua storia. La sua storia però dice non può raccontarla perché ha perduto completamente la propria memoria di scimmia diventando uomo. In realtà questa memoria non l'ha perduta perché di tanto in tanto questa memoria risalta fuori nel corso della sua come si dice, del suo relazione. E salta fuori, per esempio, quando questa scimmia che adesso ha nome Ruth Peta e che è diventato un artista di varietà, racconta dei trapezzisti che vede esibirsi nei circhi e nei varietà in cui si esibisce e dice: "Ah, quando io vedo i trapezzisti penso questa è la libertà dell'essere umano, movimento controllato. Ma nessuno di voi resisterebbe all'omerica risata della scimmia di fronte a questi volteggi che non hanno nulla della libertà animale, che è qualcosa che io forse ho conosciuto un giorno, ma che certamente non conosco più. Dunque l'uomo sacrifica la propria libertà per la tranquillità che gli deriva dal non conoscere, scambia la propria libertà con il rischio e la sofferenza della non conoscenza. Questo, dunque, per quanto riguarda il primo passo di Kafka nella sua critica della civiltà. Naturalmente, però, la civiltà ha altri presupposti e ovviamente fra i presupposti della civiltà c'è il mito di se stessa e ci sono due miti fondamentali della civiltà moderna. Uno è Prometeo e l'altro è Odisseo. Cioè, diciamo, possiamo dire così. Questi due miti fondano la mitologia dell'umanità. Prometeo, come tutti sappiamo, ruba il fuoco per dare all'umanità la possibilità di assimilarsi agli dei. Odisseo è il paradigma della sagacia e della razionalità umana intesa come capacità di essere nel mondo. Canetti dice una cosa bellissima a proposito del rapporto che Kafka ha con le saghe ebraiche. Dice: Sì, ho capito cosa fa lui con le saghe ebraiche, le continua e le continua effettivamente, ma lo fa anche con i miti. Tanto continua le saghe ebraiche che ogni tanto, diciamo ogni 5 anni in media, salta fuori qualcuno che dice: Ah, nel repertorio delle saghe ebraiche ho trovato la vera fonte della saga davanti alla legge. Ma poi naturalmente non è una fonte credibile per il semplice fatto che l'essenza della saga davanti alla legge, cioè di quel testo, è forse il più famoso di Kafka, la parabola che viene letta o recitata dal cappellano delle carceri al protagonista del processo Joseph K., l'essenza di quella parabola sta in ciò che nelle saghe ebraiche non c'è, cioè nel circuito chiuso del ragionamento del cappellano delle carceri. La stessa cosa Kafka fa con i miti e appunto con i due miti fondamentali della civiltà occidentale. Il primo è Prometeo, sono frammenti che lui lascia nei quaderni, che non pubblica mai, non fa neanche un tentativo, però sono già perfettamente conchiusi e dicono tutto quello che devono dire. Presumibilmente la leggenda cerca di spiegare l'inspiegabile. Siccome essa discende da un fondamento di verità, non può a sua volta che finire nell'inspiegabile.
di Prometeo raccontano 4 leggende. Qui vedete il senso della continuazione, è del tutto evidente. Stando alla prima, egli venne incatenato al Caucaso per aver svelato agli uomini il segreto degli dei, e gli dei mandavano aquile a divorare il suo fegato, che sempre ricresceva. Stando alla seconda, per il dolore dei becchi che lo dilaniavano, Prometeo si strinse sempre più alla roccia, finché non divenne tutt'uno con essa. Stando alla terza, nel corso dei millenni il suo tradimento venne dimenticato, gli dei dimenticarono, le aquile dimenticarono, egli stesso dimenticò. Stando alla quarta ci si stancò di ciò che aveva perduto la sua ragion d'essere, gli dei si stancarono, le aquile si stancarono, la ferita stanca si richiuse, rimase la roccia inspiegabile. Che cosa ha fatto qui Kafka? Qua, insomma, i patiti del decostruzionismo si potrebbero divertire. Ha decostruito il mito fondante della civiltà umana. Il problema con Prometeo non è il furto del fuoco, non è il dono del fuoco agli uomini e non è neppure il suo antagonismo con gli dei. Il problema di Prometeo è che è un mito della stanchezza, un mito della dimenticanza, un mito di ciò che il mito cita solo marginalmente, ma che se viene poi riproposto all'interno del mito medesimo ci dà un'immagine dell'umanità completamente diversa da quello che pretendeva di dare. Ora al centro sta la capacità di obliare e ehm, la capacità di non sapere, di non conoscere, di non voler sapere. La stanchezza è l'altra faccia di questa volontà di non conoscere. Conoscere stanca. Il radicale illuminista Kafka scrive qui che la verità del mito sta in realtà in ciò che il mito cita solo marginalmente, dicendo che per tutta l'eternità Prometeo sarà legato alla roccia. E cosa significa essere incatenato alla roccia per l'eternità? Questo. Prometeo ha donato agli uomini il fuoco, anche la dimenticanza e anche la stanchezza. Poi c'è il mito di Odisseo. Non so se riuscite a leggerli, poi questo è veramente piccolo e non lo leggo neanche io, per cui mi devo mettere gli occhiali. Grazie. Ma non è così semplice. No, no, me lo rimetta come prima che con gli occhiali forse ce la faccio. Dimostrazione del fatto che anche mezzi insufficienti, anzi infantili, possono servire alla salvezza. Per difendersi dalle sirene, Odisseo si riempì gli orecchi di cera e si fece incatenare all'albero maestro. Naturalmente tutti i viaggiatori da sempre avrebbero potuto fare lo stesso, tranne quelli che le sirene ammaliavano già da lontano. Ma in tutto il mondo si sapeva che un tale espediente era assolutamente inutile. Il canto delle sirene penetrava tutto, figurarsi la cera, e la passione di coloro che venivano sedotti avrebbe spezzato ben altro che catene e alberi maestri. Ma a questo Odisseo non pensava, sebbene ne avesse forse sentito parlare. Confidava interamente nella manciata di cera e nel fascio di catene e con gioia innocente per i suoi mezzucci navigò incontro alle sirene. Ora, però, le sirene hanno un'arma ancora più terribile del canto ed è il loro silenzio. È forse pensabile, sebbene non sia mai successo, che qualcuno possa salvarsi dal loro canto, sicuramente non dal loro ammutolire. Al sentimento di averle vinte con la propria forza e all'orgoglio che ne discende e che tutto travolge, nulla di terreno può resistere. E davvero, quando Odisseo arrivò, le potenti cantatrici non cantavano, sia che credessero che solo il silenzio potesse averla meglio su quell'avversario, sia che la vista della felicità sul viso di Odisseo, che non pensava ad altro che a cera e catene, facesse loro dimenticare ogni canto. Ma Odisseo, se così si può dire, non udì il loro silenzio, credette che cantassero e che lui soltanto fosse preservato dall'udirle. Dapprima vide fuggevolmente il volgersi delle loro gole, il profondo respirare, gli occhi pieni di lacrime, la bocca socchiusa, ma credette che questo facesse parte delle melodie che risuonavano inascoltate attorno a lui. Ma ben presto tutto scivolò via lungo il suo sguardo
volto in lontananza. Le sirene letteralmente scomparvero alla sua vista e proprio quando fu loro più vicino non sapeva più nulla di loro. Esse però, mai così belle, si tesero e si torsero, lasciarono ondeggiare liberi nel vento i loro orridi capelli, aprirono nudi gli artigli sulle rocce e non volevano più sedurre, volevano soltanto afferrare, finché era possibile, il riflesso lucente degli occhi immensi di Odisseo. Se le sirene avessero coscienza, quella volta sarebbero state annientate e invece rimasero. Soltanto Odisseo riuscì a sfuggir loro. Del resto, la tradizione aggiunge un appendice. Odisseo, si dice, fu così scaltro, fu una tale volpe che neppure la dea del destino riuscì a penetrare nelle pieghe più segrete del suo animo. Forse, sebbene questo non sia più accessibile a un intelletto umano, egli ha veramente notato che le sirene tacevano e per così dire, a guisa di scudo, ha opposto loro e agli dei la commedia di cui abbiamo narrato. Ora, perché Kafka scrive questo? Il senso di questo mito sta nella prima riga. Anche dei mezzucci, mezzucci infantili, possono servire alla salvezza. Ovvero questo mito fondante della scienza umana, della razionalità al servizio della conoscenza del mondo umano, in realtà è il mito di una commedia, la commedia di chi fa finta di non sentire, di sapere, forse sa, forse non, no, forse non sa, si inventa uno stratagemma che sarebbe perfettamente inutile, ma che risulta efficace soltanto perché lui ci crede, quindi è efficace di per sé. Alla fin fine, forse le sirene sono un pericolo temuto, ma non realmente efficiente, perché cosa gli contrappone Odisseo? Soltanto la sua commedia, soltanto il simulacro di una difesa dal potere delle sirene. E le sirene stesse in realtà non hanno nel canto il loro potere, ma nel silenzio, il che le annulla come sirene seduttrici. Quindi Kafka ha detto quello che forse in un'altra maniera diranno più tardi Horkheimer e Adorno parlando dello stesso mito. La ragione ha fatto di se stessa un altro mito, ha creato il mito di se stessa preferendo non vedere che ciò che essa fa è una semplice commedia, che il nostro modo di intendere il mondo è in realtà la commedia della razionalità e che anche l'irrazionale, in verità, ha presa sul mondo se solo lo si inserisce all'interno di un quadro che lo legittima. Se andate a vedere i racconti di questa raccolta, Un medico di campagna, ce ne sono due rarissimamente interpretati. Questi i racconti di Un medico di campagna sono i più famosi di Kafka. Ce ne sono almeno 5 o 6 che sono continuamente interpretati, ma in realtà due racconti che stanno lì, 11 figli e una visita in una miniera, sono pochissimo letti, pochissimo interpretate, mai, quasi mai compresi. Come sono fatti questi racconti? Sono dei semplici elenchi. C'è qualcuno che osserva i propri figli, li descrive uno dopo l'altro. Il primo figlio è così così, il secondo figlio è così così così. E in una visita nella miniera c'è probabilmente un minatore che vede scendere nella miniera 10 ingegneri e un inserviente e li descrive. Il primo ingegnere è così, il secondo ingegnere è così, il terzo ingegnere è così. Kafka aveva nel suo studio alla fidanzata Felice Bauer scrive: io voglio conoscere tutto degli uomini e di tutto il regno animale. Aveva nei suoi studi una grande enciclopedia del mondo animale molto diffusa all'epoca, il Tierwelt di Reim, che conosceva e consultava e che altro non è che una descrizione piuttosto ripetitiva e noiosa di tutte le specie animali, specie, famiglie, eccetera. E
le descrive una per uno e descrive il comportamento all'aperto, le abitudini alimentari, le abitudini sessuali, il comportamento in cattività, eccetera, eccetera. Come forse adesso qui però c'è un biologo, quindi non oso, forse in parte si farà ancora adesso. Eh, Perché questi due racconti non li analizza nessuno? Perché sono noiosissimi. In realtà nascondono delle trappole che, diciamo, si possono riconoscere, però sono noiosi perché Kafka si prende il rischio di scrivere un racconto noioso pur di mostrare l'incapacità della descrizione scientifica di fare altro che restituirci un'immagine del mondo che non ci dà in realtà alcuna vera comprensione di quel mondo, ci permette di cavarcela con quel mondo, ci permette di descriverlo e di rappresentarcelo, ma in realtà forse non di comprenderlo e fa sempre parte di quel discorso sulla lontananza dell'uomo civilizzato dall'animale o dalla coscienza della sua natura animale. Eh, In un altro racconto, e questa è la prossima slide, che è famosissimo, che nel frattempo è diventato forse uno dei racconti più famosi di Kafka, questo atteggiamento, diciamo, descrittivo e incapace di afferrare il suo fenomeno della scienza, non è più noioso, diventa un grande racconto in cui compare probabilmente la figura più simpatica di tutta la narrativa kafkiana, che è lo strano essere Odradek o Odradek, perché non sappiamo, non essendo un nome reale, come andrebbe accentato. E il racconto dice così. Lo so che sto andando per le lunghe, però ho letto tanti racconti, quindi diciamo almeno questo, me li scontate. Ho quasi finito però. Alcuni sostengono che la parola Odradek sia di origine slava e in base a ciò tentano di documentarne la formazione. Altri invece ritengono che derivi dal tedesco e che lo slavo l'abbia soltanto influenzata. L'incertezza di entrambe le interpretazioni porta tuttavia a concludere, con buone ragioni, che nessuna corrisponda al vero, tanto più che nessuna delle due riesce a trovare un senso nella parola. Di sicuro nessuno si impegnerebbe in simili studi se non esistesse davvero un essere di nome Odradek. A prima vista ha l'aspetto di un rocchetto piatto a forma di stella e in effetti sembra anche ricoperto di filo. Tuttavia è possibile che siano solamente vecchi pezzi di filo dei più diversi tipi e colori, strappati e annodati gli uni agli altri e anche aggrovigliati fra loro. Non si tratta però solo di un rocchetto. Dal centro della stella, infatti, spunta una stanghetta diagonale e a questa stanghetta ne è collegata una seconda ad angolo retto. Per mezzo di questa, da una parte, di uno dei raggi della stella dall'altro, tutto l'insieme riesce a stare in piedi come su due gambe. Si sarebbe tentati di credere che questa struttura abbia avuto un tempo una qualche forma utile e che adesso sia solamente rotta, ma non sembra questo il caso, perlomeno non ci sono indizi che sia così da nessuna parte. Si vedono riparazioni, da nessuna parte si vedono riparazioni o incrinature che suggeriscano qualcosa del genere. L'insieme appare privo di senso, ma a suo modo completo. D'altra parte non si può dire nulla di più preciso in proposito perché Odradek è straordinariamente mobile e inafferrabile. Se ne sta ora in soffitta e ora sulle scale, nei corridoi o nell'atrio, a volte sparisce per mesi e in tal caso si è di sicuro trasferito in altre case. Tuttavia, torna immancabilmente nella nostra. In certe occasioni, quando si esce dalla porta e lui è di sotto, appoggiato contro la ringhiera delle scale, viene voglia di parlargli. Naturalmente non gli si rivolgono domande difficili, piuttosto, già le sue minuscole dimensioni inducono a farlo, lo trattiamo come un bambino. Come ti chiami? Gli domandiamo. Odradek, dice lui. E dove abiti? Nessuna fissa dimora. Dice e ride, ma è una risata che si potrebbe produrre soltanto non avendo polmoni. Suona come un fruscio di foglie morte. Con ciò di solito la conversazione a termine. Per di più non sempre si ottengono risposte neppure di questo genere. Spesso resta a lungo in silenzio, come il legno di cui sembra essere fatto. Mi chiedo inutilmente che ne sarà di lui. Può morire? Tutto ciò che muore ha avuto in precedenza una specie di scopo, una specie di attività e in quella si è logorato. Ma questo non è il caso di Odradek.
Potrebbe dunque continuare a rotolare giù per le scale davanti ai piedi dei miei figli e dei figli dei miei figli, trascinandosi dietro i suoi fili? È evidente che non fa male a nessuno, ma l'idea che possa anche sopravvivermi è per me quasi dolorosa. Allora, Odradek altro non è che l'oggetto che manda in crisi le osservazioni scientifiche di colui che lo guarda. Vedete che comincia come un linguista, cerca di afferrare la natura dell'oggetto a partire dalla lingua. È quello che non è una cosa anomala. Quando gli esploratori di Cook arrivano davanti al canguro, la prima cosa di cui sentono parlare è il nome di quell'affare là, che abbiano detto, non capisco, che abbiano detto che si chiamava proprio canguro, comunque sia, è dal nome che partono, ma il nome non risolve nulla. Allora la descrizione, ma la descrizione non viene a capo di nulla perché l'oggetto è misterioso e alla fine gli interrogativi restano aperti. Ci si chiede inutilmente se possa morire o se continuerà a vivere all'infinito. In questa evidente difficoltà si dibatte la capacità interpretativa della scienza. E la scienza o qualsiasi altro tipo di approccio alla realtà entra in crisi, per esempio, e torniamo al punto di partenza, anche sulla questione del tempo. Quando Kafka si mette a scrivere uno dei grandissimi capolavori incompiuti che ha scritto, che è Durante la costruzione della montagna cinese, fa scrivere a uno che è stato operaio, costruttore di questa muraglia, un po' quello che ricorda, che sa. E lui dice: Ma sì, io sono stato fra i costruttori, la muraglia si costruiva così, a 500 metri per volta, due tronconi che poi si univano al centro, poi ci spostavano da qualche altra parte. Quello che sa lui, o dice di sapere, è che la muraglia a nord è conclusa. Poi però il racconto va avanti. Lui racconta, e già questo è improbabile, di ricordare nella sua infanzia il momento in cui cominciò l'edificazione della muraglia. Ora, diciamo, la muraglia nella sua prima realizzazione fu effettivamente realizzata nel corso di una sola generazione, ma in realtà per costruire l'intera muraglia ci vollero 1400 anni e dire la muraglia è stata costruita nella sua parte più settentrionale è impossibile, tanto più che colui che racconta questo dice di essersi ritirato nella provincia più meridionale dell'impero e che le dimensioni dell'impero cinese, la natura del territorio e delle comunicazioni è tale che chi vive lontano dal centro crede che siano in vigore leggi che sono decadute da tempo immemorabile, crede che siano sul trono imperatori che sono morti da tempo e persino le dinastie sono passate. Quindi quello che lui sa è più o meno quello che ritiene di poter sapere, cioè poco, quello che gli deriva da racconti che ha sentito, da leggende, da storie, da figure che ha visto. La muraglia sarebbe costruita per difendere dai popoli del nord, ma i popoli del nord nessuno l'ha mai visti, forse sono soltanto leggendari. E con ciò, insieme alla natura del tempo, viene messa in discussione anche la capacità della storia di raccontare il tempo, perché lo storico altro non è che colui che imbastisce un racconto coi pezzetti di realtà che può conoscere, documenti spuri. Tra l'altro, nel manoscritto, solo nel manoscritto, a Kafka riesce un colpo meraviglioso. Prima fa tutta questa storia della muraglia che adesso difenderà l'impero dai nomadi del nord, non c'è più nessun rischio per la popolazione cinese, eccetera, eccetera. Poi Kafka bozza un altro raccontino e subito dopo scrive un vecchio foglio. E in questo racconto, un vecchio foglio, l'invasione dei nomadi è già avvenuta, anzi sono davanti al palazzo imperiale, anzi si sono accampati e minacciano la popolazione, o meglio non la minacciano neppure, semplicemente vivono come hanno sempre vissuto, quindi forse si è avuto paura di qualcuno di cui non si doveva aver paura. Fatto sta che anche lì, e in maniera ancora più spettacolare, il mestiere dello storico è stato, come dire, ridotto alla, a quella cosa che poi Hayden White avrebbe detto molto dopo, cioè alla pura narratività, alla costruzione di un racconto che non necessariamente corrisponde alla realtà e forse non corrisponde affatto alla realtà. Dove va a finire questa critica alla cultura? Va a finire
negli studi che Kafka comincia a fare subito dopo aver scritto i racconti di cui vi sto sommariamente parlando, e sono studi di tipo religioso. Perché? Perché, e qui cerco di farla veramente breve, perché l'uomo esclude da se stesso, per non aver paura di se stesso, tanto la realtà dell'animale che è in lui, quanto l'altra spaventosa realtà che è all'estremo opposto, cioè la realtà del Dio. E non è un caso che nel 1919 Kafka scriva uno dei suoi scritti più famosi, cioè La lettera al padre, in cui sì, sicuramente ci sono Franz Kafka e Hermann Kafka che si contrappongono, ma quella lettera non è una lettera, non dice cose vere o non dice solo cose vere, è un racconto, è il racconto di come Franz Kafka, o colui che in questa narrazione porta il suo nome, ha vissuto la realtà del padre. E se andate a guardare, quella lettera è strapiena di citazioni bibliche, formule, come si dice, di benedizione ebraiche, espressioni che derivano dal linguaggio che normalmente noi attribuiamo alla realtà del divino. Heinz Politzer, che è stato un grande interprete kafkiano, ha scritto a un certo punto che eh, Kafka lascia alla imago di Hermann Kafka sufficienti attributi di realtà da non permettere realmente di identificarlo del tutto con un dio. Cioè, in realtà, il dato da cui parte Kafka, secondo Politzer, è la natura divina del padre, ovvero il rapporto con il padre che noi sperimentiamo come il nostro rapporto con il divino. Su questa strada Kafka continuerà fino al castello, che è un'altra espressione luminosa di qualcosa che non è raggiungibile, non parla, non comunica, non si manifesta, forse un giorno si manifesterà, ma non si manifesta in quel momento. E nel fare questi studi, Kafka, tra l'altro, qui vorrei, diciamo, cancellare una leggenda, si occupa moltissimo di cristianesimo, perché il cristianesimo gli pare come religione una religione che contiene al suo interno tutti i paradossi che ehm, consentono proprio di mettere in discussione quel sapere che l'uomo crede di avere del divino, che è invece il sapere di comodo che l'uomo ehm, chiede di avere del divino, mentre negli studi che compie sulla religione ebraica e in realtà su tutte le religioni, quello che più lo colpisce è il dubbio intorno alla realtà del divino che queste religioni coltivano. E questo dubbio è esattamente l'espressione di un'incapacità, dell'incapacità di fare i conti con realtà che appartengono all'interiorità dell'uomo e che noi abbiamo proiettato in una dimensione metafisica per non essere costretti a confrontarci con esse. Grazie. Grazie professor Crescenzi per questa sua conferenza dottissima e domando ad alcuni dei presenti se hanno richieste, curiosità, esigenze di chiarimento. Prego. No, la ringrazio intanto perché, confesso, sono assolutamente ignorante su Kafka. Ho letto tanti anni fa La Metamorfosi e mi aveva colpito questa conoscenza dell'animale. Ed era una conoscenza approfondita, almeno dal mio punto di vista. E lei me l'ha confermato perché dice che avevano questo trattato famoso di zoologia, eccetera. Quindi questa è già una cosa che mi ha fatto piacere sentire. Però quello che mi chiedo, in quegli anni, cioè negli anni della vita di Kafka, ormai, per esempio, le teorie evoluzionistiche erano completamente note, dibattute,
In Germania c'è stato Ernst Haeckel insomma, Che Kafka ha letto, tra l'altro. ecco, appunto, chiedevo questo, se Kafka conosceva queste teorie, che poi lui diceva differenze tra uomo e animale. Differenze non è che poi ce ne sono tante, siamo legati tutti tra di noi, umano e animali, tra virgolette. Quindi la mia domanda era questa, cioè se lui conosceva tra l'altro sono gli anni in cui inizia l'etologia anche, cioè il comportamento, lo studio del comportamento animale. Quindi estremamente interessante quello che lei ha raccontato, che mi conforta un pochettino nella mia interpretazione, però appunto chiedevo se c'erano altre informazioni su questo. Sì, ma il problema è esattamente quello che cercavo di spiegare. Un conto è sapere che esiste una continuità tra l'animale e l'uomo, una continuità tra l'animale e l'uomo. Un conto è riconoscere questa continuità nell'uomo così com'è. Non è sparito l'animale. Quando Roth Peter, la scimmia di una relazione per l'accademia, per un'accademia, ehm, spiega agli esseri umani qual è il suo rapporto col suo passato di scimmia, dice: Ma la natura animale è un vento che sfiora i talloni di chiunque su questa terra, anche i vostri. Ma il mio rapporto con col mio passato di scimmia non può essere più distante da me di quello che separa voi dal vostro passato di scimmia, ammesso che abbiate qualcosa di simile alle vostre spalle. E quindi il problema è l'ammissione di avere quel passato alle proprie spalle. Mentre l'uomo, nel suo, chiamiamolo così, discorso della civiltà umana, fa di tutto per rimuovere la coscienza di quel passato. Oggi vanno di moda gli studi zoologici sulla letteratura e bisogna dire che infatti Kafka è molto studiato da questo punto di vista, però come sempre quando i metodi di analisi critica fanno prevalere il tema sull'osservazione, io sono riuscito a leggere addirittura una frase incredibile in uno di questi studi zoocritici che diceva: sì, Kafka è certamente uno degli autori che si spinge più in là nella considerazione dell'animale, del rapporto uomo-animale, pur non essendo perfetti i suoi racconti da questo punto di vista. E dire di Kafka che i suoi racconti sono imperfetti, vabbè, significa, diciamo, fare un altro mestiere che non il critico letterario. Il problema è appunto quello della volontà di vedere. Non c'è dubbio che se l'uomo decide di vedere in sé l'animale, entra in uno di quei paradossi che sono poi caratteristici di Kafka, cioè il fatto di non riuscire, di non poter negare la propria ferocia, di non poter negare il proprio desiderio della carne altrui, il proprio desiderio che per un vegetariano come Kafka era insomma una bella ammissione grossa, il non riconoscere anche la volontà di branco, di unione irrazionale dei corpi che diventano un tutt'unico, come c'è nel racconto Sciacalli arabi, dove chi parla sono soprattutto gli sciacalli e parlano come un branco che si disperde, che diciamo assume momentaneamente caratteristiche umane e poi di fronte a un cadavere di cammello perde tutte le sue caratteristiche umane e ritorna a essere sciacallo e a divorare la carne del cammello ancora calda. Kafka può essere spaventoso in queste rappresentazioni, ma è spaventoso proprio per quello che dicevo all'inizio, perché la letteratura permette di vedere ciò che nessun altro ti permette di vedere. Il nostro modo di decodificare la realtà è basato sull'esclusione di quelle cose che invece Kafka ti fa vedere. In questo senso è un illuminista radicale e usa la letteratura come uno strumento di illuminismo, vedere ciò che noi ci rifiutiamo di vedere. Badate, non c'è un atteggiamento psicanalitico, non è una rimozione della civiltà, non è quello che Freud dirà nel disagio della civiltà o in Totem e Tabù o in tanti altri scritti
considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte e così via. Non è rimozione, la rimozione agisce nell'inconscio e produce sintomi di disturbo nevrotico. Kafka dice: noi non rimuoviamo inconsciamente, noi rimuoviamo molto consciamente. Kafka è tra l'altro un allievo degli allievi di Franz Brentano, che è un importante filosofo psicologo della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento. E in Brentano Kafka poteva leggere che il sistema, la instituzio kantiana del sapere umano fa acqua da tutte le parti, perché la psicologia mette in crisi i principi della ragion pura. Questo è, diciamo, un caposaldo della filosofia brentaniana e Kafka costruisce su questo caposaldo molta parte della sua letteratura. Da che parte possiamo affrontare la realtà per mostrare che il modo in cui noi normalmente la vediamo non è completo, forse non è neanche, diciamo, rispondente. C'è un aforisma meraviglioso, per me il più bello aforisma di Kafka è questo. Nel perenne conflitto fra te e il mondo, tu asseconda il mondo. È bellissimo, è così, perché di te proprio non ti puoi fidare. Ringrazio Luca Crescenzi per questa bella conversazione che mi ha fatto molto riflettere sul rapporto di Kafka con la classicità, che è veramente sorprendente. Penso ora dagli esempi che tu hai mostrato, molto insomma diversi, però concezione quasi agostiniana del tempo, quasi il C'è chi lo rapporto, interpreta così. il rapporto uomo-animale che sicuramente ha degli archetipi classici, ma tutti reinterpretati, il rapporto col mito. Allora, proprio così, una curiosità in sintesi, il rapporto di Kafka col classico è così dibattuto, sfaccettato, controverso, come lo hai presentato tu, ha tante altre facce. Se dovessi sintetizzare in così una prospettiva, come lo definiresti? Ecco. No, allora, intanto, cominciamo col dire cose che possono far piacere a una filologa classica. Cioè, Kafka ha studiato latino e greco, leggeva, secondo la testimonianza di Brod, Platone in greco, leggeva il Parmenide in greco, cioè non leggeva l'Apologia di Socrate, che può andare, il Parmenide. Eh, e sicuramente è vicinissimo al mondo classico, è per lui naturalmente fondamentale conoscerlo, così come è importante per lui conoscere non la religione ebraica, non la religione cristiana, tutte le religioni, per cui per lui è del tutto indifferente, per esempio, la Bibbia che usa. Lui usa una versione probabilmente del 92 della Bibbia di Lutero, cioè non usa la Bibbia ebraica, non legge solo la Torah, può usare per i suoi ragionamenti qualsiasi versione della Bibbia. E soprattutto io comincio sempre queste cose quando mi capita di parlarne con una lettera in cui scrive all'amico Pollack, che sta leggendo Marco Aurelio e dice: ah, beh, Marco Aurelio è meraviglioso, dice: tu leggi due pensieri di Marco Aurelio e già ti senti meglio, adesso che devo metterlo da parte perché l'ho finito già mi sento male, non so come fare. Cioè, questo, sebbene questo sia uno che dice sempre la stessa cosa, che sia un bravo imperatore, allontana le passioni, sii saggio, sii virtuoso, e dice sempre allo stesso modo, è proprio ripetitivo, e proprio per questo dice è indispensabile. Poi chiosa, perché sennò così sarebbe incomprensibile, perché ricoprirsi di parole è già meraviglioso, ma ancor più meraviglioso è costruire di se di se stesso l'immagine che nel cuore si coltiva. Cioè la letteratura deve costruire il sogno di se stessi, non il se stesso. Non può essere espressione di ciò che si è, ma espressione di ciò che si vuole essere. Ora, questo non sembra Kafka, perché di sogni di se stesso in Kafka direi non ce ne sono, però passano 2 settimane e legge invece i diari di Hebel. E i diari di Hebel sono un'opera
estremamente pessimistica, uno dei capolavori del nichilismo della seconda metà del XIX secolo, a proposito dei modernisti che si costruiscono i loro altarini nel XIX secolo, e dice, vabbè, dice una frase che è diventata poi nel frattempo famosa, insomma, se quello che leggi non ti colpisce come un pugno in testa, non ti colpisce come la morte come il suicidio di qualcuno che ami più di te stesso, non serve a niente. Quindi se tu fai uno più uno, il sogno di se stesso che lui legge in Marco Aurelio è diventato l'incubo di se stesso, che è il vero contenuto che la letteratura deve avere, cioè essere la provocazione del tuo sogno o trasformare il sogno di te stesso nella provocazione della tua civiltà. Questo secondo me è fondamentale per Kafka ed è fondamentale per il suo rapporto con l'antico, perché l'antico va ripensato a partire, diciamo, dalla volontà di sconvolgere quella civiltà che ha creato, di provocarla, di costringerla a vedere l'invisibile. Ah no, certo. È piuttosto, sì, è piuttosto unica. Poi naturalmente si potrebbero fare molti accostamenti perché ovviamente tutto questo, certo, alle sue spalle ha Nietzsche. Kafka viene da Nietzsche, io non ho dubbi su questo. È Nietzsche che ci insegna a vedere il dionisiaco nella grecità, no? Prima c'era Hölderlin naturalmente, ma diciamo erano espressioni sporadiche. A un certo punto con Kafka questo diventa il metodo di osservazione della civiltà. Tra l'altro, se ricordate, a proposito del non vedere, alla fine del terzo capitolo della nascita della tragedia, Nietzsche dice i greci dovettero costruirsi lo Zauberberg, lo chiama così, il monte incantato dei loro dei olimpici per non vedere la saggezza del Sileno, cioè è proprio da lì che viene fuori. E quindi diciamo così, allora possiamo dire indirettamente attraverso Nietzsche anche Kafka un po' di filologia classica l'ha usata. Grazie. Ci sono? Dica, dica. Una curiosità, lei ha citato i francofortesi, poi ha citato Brecht e Benjamin. Adorno, che pure ha scritto su Kafka, come si misura con Kafka? Bella domanda. Io non metto Adorno fra i grandi lettori di Kafka. I tre grandi lettori di Kafka sono, secondo me, Benjamin, ovviamente, Kundera e Canetti. E Canetti solo in parte, nel senso che Canetti si illude molto su Kafka. A un certo punto decide che Kafka è l'uomo che non ha alcun rapporto col potere, che sfida il potere, che concepisce una civiltà in cui non è più il potere al centro del mondo. Poi scopre che c'è l'episodio di Grete Bloch, cioè diciamo della amica della fidanzata con cui lui più o meno tradisce la sua fidanzata e dice: "Ma porca miseria, questo mi rovina tutto il quadro che mi ero fatto in testa", e si inventa altre cose. Quindi lui lo fraintende molto. Però non c'è dubbio che a occhio, quello che citavo prima, è un'agnizione fondamentale quella della capacità di continuare le saghe. Adorno colloca Kafka tra gli esperimenti chiavi della modernità letteraria, lo fa nel saggio su Prismi, no? E non c'è dubbio, diciamo, che è importante per poter riconoscere o, diciamo, riconoscere la cornice entro la quale Kafka va iscritto. Poi le osservazioni che fa Adorno su Kafka non sono particolarmente rivelatrici, perché sono essenzialmente tentativi di sottrarre Kafka a chi cercava di impadronirsene, la psicanalisi, la sociologia, eccetera, eccetera. Per lui Kafka, lui è uno dei grandi costruttori dell'anomalia Kafka. Ecco, e questo secondo me è il debole del suo saggio. Però non c'è dubbio che quando scrivono lui e Horkheim la dialettica dell'illuminismo è qualcosa di Kafka, lì risuona, cioè, le cose che... sì, insomma, basterebbe Odisseo per... Bene. Se non ci sono altri interventi,
Mi Con- liberate? Come? Mi liberate? Liberiamo. Liberiamo il professor Crescenzi. Vi ringraziamo molto di essere stati qui. Vi voglio dire che lunedì prossimo, 4 novembre, Lorenzo Robbiano, che è un accademico, parlerà di meraviglie della matematica, teoremi, espressioni della creatività. Grazie e arrivederci.